Con mister Campi al termine della partita che ha visto il suo Tavagnacco perdere male purtroppo per lui contro il Chievo Verona, un risultato rotondo ma una prestazione che forse non rispecchia il 6-1 finale, che ne pensa? Sì, purtroppo però il risultato è quello che rimane. Io capisco che pur producendo molto gioco e giocando alla pari per lunghi tratti, poi ti trovi 2-3-0, è difficile, crolla un po' tutto e purtroppo abbiamo poi mollato e non si deve. Contro il Bologna lei aveva parlato di un atteggiamento sbagliato, poi una reazione e poi nel finale il crollo. Oggi l'atteggiamento è stato giusto dall'inizio, poi però a un certo punto la squadra si è sciolta. È un problema solo mentale o è uscita una differenza tecnica secondo lei? Diciamo che nel momento in cui il Chievo ha trovato il 3-0, il 2-0, il 3-0, abbiamo provato a interpretare la partita in modo un po' diverso, quindi a prenderci di più e chiaramente io credo sia un problema anche tecnico, sicuramente, perché il Chievo è una gran squadra, l'ha dimostrato, e appena lasci spazi ti puniscono. Però poi anche abbiamo, secondo me, un po' chiaramente il morale crolla quando di fronte a tanti sforzi ottieni niente. Il suo Tavagnacco è una squadra che per tutta la stagione ha avuto delle difficoltà dal punto di vista offensivo, ma in questa seconda parte di torneo ci si vede ancora più in difficoltà da questo punto di vista. C'è praticamente la sola Cacciamali, unica punta, la Casellato è un po' adattata, manca Luzcheda, mancano delle vere alternative lì davanti per provare a fare male. Spesso la squadra arriva vicino alla porta e poi manca l'acuto vincente. È quello il problema o si può provare qualcos'altro? Ma è sicuramente uno dei problemi, ma anche lì io credo che in realtà forse possiamo fare meglio e anche oggi abbiamo creato delle situazioni e serve più cattiveria agonistica sotto porta, poi a volte non siamo neanche fortunati, abbiamo preso la traversa e qualche tiro poteva avere esito migliore. Purtroppo è uno dei problemi che chiaramente poi è il più evidente. C'è ancora una volta un peso dopo questa sconfitta con tanti gol che può influire sul morale per una classifica che è sempre difficile o si cerca sempre la scintilla per la reazione? Ma non si deve mollare mai assolutamente, ricercare la scintilla fino all'ultimo, quello è un dovere. È chiaro che purtroppo risultati così rotondi abbattono il morale non poco. Va bene, grazie mister. Con Roberta Picchi al termine della vittoria del suo Chievo contro il Tavagnacco qui al Comunale in Friuli, una partita terminata 6-1, risultato rotondo, ma in realtà nel primo tempo non è stata una gara facile. No, secondo me nel primo tempo abbiamo fatto un attimo fatica, un po' a prendere misure, un po' col campo, comunque non siamo abituate, però penso che poi il secondo tempo non ci sia stata comunque storia. È un Chievo che in realtà fin dalla prima frazione ha giocato molto con la palla a terra, ha fatto girare tanto, coinvolgendo tutte le giocatrici e si è visto che avete una squadra giovane ma che non rinuncia a giocare. Mancavano però le conclusioni e in una squadra in cui si segna tanto questo pareva strano. Cosa è cambiato nella ripresa? Ma secondo me maggior convinzione, soprattutto negli ultimi 20 metri e poi, come hai detto tu, abbiamo iniziato a freteggiare da dietro e secondo me poi in automatico ci sono uscite le azioni che siamo capaci a fare. Anche nel primo tempo a livello personale si è vista un po' di fatica, tanto movimento ma pochi palloni giocabili, un po' di frustrazione. Nella ripresa poi l'ultimo quarto d'ora un uragano. Cos'è cambiato per te? Un po' l'atteggiamento, un po' la convinzione che hanno fatto comunque da chiave per sbloccarsi. Forse anche la doppietta della compagna, volevi raggiungerla subito No, e magari superarla? non c'è competizione, però la ringrazio anzi per avermi lasciato comunque il rigore e poi mi sono sbloccata. Non c'è competizione, ma come chiedevo al mister, lui diceva di una squadra che da dietro aiuta molto, ma quando due giocatrici segnano 26 gol in due, questo Chievo ne può trarre molto vantaggio. Sì, no, ma ripeto con Serena, cioè viviamo anche insieme, quindi non c'è nessuna lotta, nessuna traguardo da arrivare, chi arriva prima, chi arriva seconda, ma cerchiamo di giocare insieme e raggiungere più tanti gol possibili, sia io che lei. La sosta arriva al momento giusto o forse è un'occasione persa per sfruttare questo buon momento? Un po' e un po', nel senso magari ci dà anche modo di lavorare su comunque la squadra, la Lazio, che comunque è una squadra anche molto tosta e quindi è arrivato nel momento giusto, dai. Si parlava di un obiettivo quinto posto che è stato raggiunto, il quarto posto al momento sembra abbastanza lontano, chi segue invece è molto più vicino. Ci si guarda alle spalle o si punta in avanti? No, si punta sempre in avanti, noi non ci siamo dati come obiettivo partita per partita e così sarà fino alla fine. Perfetto, grazie mille, buona Niente, Pasqua.
Con mister Ulderici al termine della partita terminata 6-1 per il Chievo sul comunale del Tavagnacco, una partita che vista così sembra essere stata una larga vittoria, ma in realtà la prestazione è stata più sofferta del previsto, soprattutto nel primo tempo. Che ne dice? Sì, come dici tu, non abbiamo fatto un buon primo tempo, venire a giocare qui comunque non è facile, poche settimane fa la Ternana comunque ci ha pareggiato, quindi sapevamo delle difficoltà di venire a giocare in questo campo. Il primo tempo secondo me non siamo riusciti a interpretare bene la gara perché comunque abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, eravamo troppo lente, toccavamo troppo palle, invece dovevamo essere molto più bravi nel muovere velocemente da una parte all'altra. Poi siamo stati secondo me anche bravi a capire che invece è una giornata un pochino più storta, devi ripartire dalle cose semplici, e nel secondo tempo secondo me noi abbiamo fatto questo, ci siamo concentrati maggiormente sulle giocate facili, siamo messi 4-4-2 per trovare diciamo meglio l'ampiezza, e poi le ragazze sono state brave perché comunque fare 6 gol non è mai scontato, ecco. Certamente così, lei ha parlato di tanti errori tecnici, bisogna comunque apprezzare l'iniziativa di una squadra che prova a giocare sempre dal basso, coinvolgendo anche il portiere, spostando la palla da sinistra a destra. Tanti gli errori tecnici, oggi non sono stati pagati, in futuro si lavorerà per migliorare e non fare questi errori, o come dice lei puntare più su una praticità? Ma noi siamo comunque una squadra che è migliorata tanto, devo dire che rispetto all'inizio dell'anno noi sbagliamo molto meno tecnicamente. È chiaro che proprio una squadra che vuole giocare sempre a calcio alza la percentuale di rischio dell'errore, ecco. Poi a parte quello, oggi secondo me anche un po' il campo ci ha messo un po' in difficoltà, però la cosa bella e cosa secondo me molto positiva è che capendo le dinamiche diciamo della giornata abbiamo trovato degli adattamenti e siamo state brave. Lavorare, dobbiamo lavorare su tutto, dobbiamo continuare a migliorare, a crescere. Il nostro obiettivo è quello di mettere un tassello settimana dopo settimana e lo stiamo facendo. Sono molto orgoglioso di questo gruppo, però abbiamo ancora tante partite, guardiamo avanti, non dobbiamo fermarci, ecco. Lei dopo la partita contro il Pavia aveva parlato di attaccanti da cui si aspettava molto, che giravano benissimo, ma grazie anche al lavoro della squadra che c'era dietro. Certo, però quando si hanno due giocatrici che fanno 26 gol in due, la differenza viene fatta. Sì, sicuramente, vabbè, ma le qualità dei nostri attaccanti sono reali e sono lì agli occhi di tutti, però io sono anche convinto che quando poi tu metti in condizione una giocatrice di fare 13-14 gol in una stagione sia anche merito poi di tutta la squadra, della proposta, dell'identità che hai, dell'idea che hai, e questo è secondo me qualcosa che va detto per tutte. Siamo molto contente, però secondo me possiamo ancora migliorare, dobbiamo migliorare in alcune situazioni, soprattutto quando riusciamo a trovare la palla in zona di rifinitura. Lì in quel momento, quando dobbiamo accelerare, dobbiamo essere molto più bravi nell'ultimo passaggio, però è un percorso, ma siamo contenti del momento attuale e vogliamo cercare di far sempre meglio. Una sosta che arriva dopo 4 vittorie consecutive è un'occasione per fermarsi e festeggiare, o un'occasione persa per proseguire sul rullino positivo? No, beh, adesso penso che sia giusto festeggiare oggi perché comunque la partita è una partita vinta e quindi è importante festeggiare. Secondo me questa pausa arriva in un momento giusto, ci permette di recuperare un po' di energie, ci permette di recuperare comunque alcune ragazze che hanno qualche problema fisico in vista per delle prossime, che sono partite molto complicate. Però no, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo sfruttare ogni singolo giorno per mettere un tassello, come dicevo prima, un mattoncino in più in questa nostra stagione che ad oggi è ottima. Grazie mister.